facendo una zuppa di pesce rigorosamente sarda, bellissima, con i piccoli pesci del Mediterraneo, insieme a Gianfranco Pulina, che è tornato a trovarci da Bortigiadas, dove ha il suo ristorante di famiglia. Stiamo facendo la cassuola, la chiamate voi? Sì. Cassuola di pesce. Adesso sta aggiungendo dell'acqua. Sì. Naturalmente dell'acqua sempre di sorgente. Esatto, vedete queste raffinatezze e la salsa è sfumato con il vino e il pesce che ha rosolato con la cipolla. Sì. E poi adesso hai messo una aggiunto passata di pomodoro fresco, pomodoro fresco, fatto sì, da te all'istante. Sì. E poi dell'acqua, 1 litro d'acqua per questo quantitativo di pesce, lo faccio andare in cottura per una trentina di minuti. Sì. Poi si fa riposare e viene servito con il Basta, pane. non c'è bisogno di fare tanto, è anche No. una cosa molto semplice, è sfumato con un po' di vino bianco. Sì. E adesso, caro Gianfranco, che cosa ci farei? Allora adesso la zuppa? devo preparare, qua ho fatto la pasta per fare i ciusoni galluresi, sì, che è un piatto tipico della mia zona, che veniva fatto, si utilizzavano i cesti, le signore utilizzavano questo cesto al contrario, si lavorava qua, sì, oppure le grattugie. Sì. Quindi, tu invece come le farei con la grattugia? Sì, io li faccio con la grattugia, qua lo utilizzo per farli, sì, va bene, per farli seccare, per farli asciugare. I ciusoni in pratica venivano fatti... degli gnocchi? Sì, degli gnocchi venivano fatti in tutte le feste campestri, soprattutto nel periodo estivo. Sì. E l'impasto come è fatto? Allora, l'impasto è semola di grano duro e acqua. Senza uovo? L'acqua viene leggermente, senza uovo, l'acqua viene leggermente stemperata, sì, intiepidita e niente, si mischia, si fa una fontanella, si mette e si inizia a lavorare. Poi questo è il risultato, vedi, una pasta molto elastica. Sì. E come fai a dargli la forma? Adesso ti vedremo fare. Sì. Il signore mi dice che la forma la davano dietro questi cesti che però nella realtà sono enormi, vero? Sì, questi sono molto più grandi, vedi? Oppure si va a lavorare. Oppure vai tu sul retro comunque sempre di una grattugia. Sempre, vedi? O sul retro di un cesto. Io qua ne ho preparato un po' poco fa. Va bene, mi piace molto anche questo che è venuto dal cesto, guardate com'è bello. Bellissimo. E in origine questi cesti sono molto più grandi? Allora, questi cesti sono grandissimi e venivano utilizzati in pratica, le signore mettevano poi la pasta finita così qua e venivano messi sopra i tetti ad asciugare, a fare un'asciugatura lentissima. Va bene, questa pasta come la condirei? Allora, questa pasta ho portato delle arselle pescate. Sì. E la condiamo con arselle e botarga. Va bene, buonissimo. Proprio un classico. Ti lascio cucinare, Gianfranco, così vai avanti. Io parlo invece delle proprietà nutrizionali del pesce insieme a Maria Grazia Carbonelli. Bentornata.